È stata una 2 giorni intensa qui alla Bocciofila Serenissima, come si è svolto il tutto? Allora, è stata una 2 giorni intensa con una prima fase eliminatoria che abbiamo disputato ieri pomeriggio e oggi in mattinata abbiamo fatto le finali con le squadre, le formazioni che si sono qualificate. Quali sono stati i momenti più significativi di questa manifestazione? Diciamo che la manifestazione è completamente riuscita, è stato molto bello sia la fase eliminatoria appunto e poi la fase finale abbiamo visto veramente delle formazioni molto molto brave. Questi ragazzi stanno crescendo di occasione in occasione, si vedono delle giocate sempre più belle e delle bellissime partite. A dimostrazione del fatto che le bocce sono uno sport inclusivo. Assolutamente sì, le bocce lo vediamo, riescono a far giocare tutti, sia in ormo dai più piccoli agli ottantenni e anche con i ragazzi disabili, sia fisici che intellettivi, si riescono a far giocare e vediamo, come dicevo, delle ottime partite, anche dove si vede la grande abilità che questi ragazzi riescono a sviluppare. Quali sono stati secondo lei gli elementi caratterizzanti della manifestazione che si è svolta sabato e domenica alla Bocciofila Serenissima? Sicuramente una manifestazione di altissimo spessore organizzativo, l'attività paralimpica per quanto riguarda le bocce è ancora in via di sviluppo, in questo quadriennio che si sta per concludere abbiamo lavorato tanto per dare visibilità, per dare risvolto e per aiutare questo volontariato, perché tutte le persone che seguono le bocce dal punto di vista paralimpico sono persone che fanno volontariato e questi 2 giorni è una ciliegina sulla torta di questa attività 2024 per il nostro Comitato Regionale Veneto, perché la fase organizzativa di queste manifestazioni è davvero impegnativa. Un grande applauso alla società Serenissima e a Roberto Marcato per tutto quello che è riuscito a creare per questo evento, per questi 2 giorni. L'anno scorso a Padova avevamo fatto il campionato italiano e quindi sappiamo cosa vuol dire dal punto di vista organizzativo, logistico, alberghi, trasporti per organizzare manifestazioni di questo genere, quindi davvero un plauso alla società Serenissima. Per quanto riguarda il gioco delle bocce a livello paralimpico, quali sono gli step, i passi ulteriori affinché si sviluppi ulteriormente? Questo è un terreno davvero in via di costruzione, perché 4 anni fa, quando abbiamo iniziato questa attività, non c'era un calendario, non c'era una gara nazionale nella nostra regione e a livello nazionale c'erano davvero tanti buchi. Io penso che in questo quadriennio abbiamo lavorato tanto, ma ancora tantissimo c'è da fare. C'è bisogno di sensibilizzare i bocciofili a questo mondo, c'è bisogno di organizzare dal punto di vista delle società l'attività per questi ragazzi, perché questo sport è uno sport che si può praticare dai 2 ai 90 anni e quale sport di aggregazione ha nel Paralimpico questa possibilità? Davvero pochi, e quindi c'è tantissimo lavoro da fare anche per il prossimo quadriennio. Quindi le bocce si confermano uno sport salutare, inclusivo e anche che favorisce la socializzazione. Assolutamente, non smetterò mai di dirlo, questo è uno sport che deve diventare olimpico per definizione, perché le Olimpiadi sono aggregazione, le Olimpiadi sono la possibilità di mettere insieme persone di età diverse senza barriere e senza limitazioni. Quale sport? Abbiamo appena visto a Parigi la boccia paralimpica, adesso è ora che il mondo paralimpico arrivi anche con questa specialità che abbiamo visto in questi 2 giorni e anche i normodotati. Le Olimpiadi, le bocce devono essere uno sport olimpico. Presidente Roberto Marcato, una 2 giorni molto intensa, molto partecipata anche. Come la vogliamo descrivere? Una esperienza particolare, perché di solito io sono abituato a parlare, certo, come presidente della Bocciofila Serenissima, che organizza gare nazionali per normodotati di categoria A, campionati nazionali, Coppa Italia. Però mi sono avvicinato al mondo paralimpico qualche anno fa, ho avuto il piacere e ho il piacere di allenare la squadra con cui l'anno scorso abbiamo vinto il titolo italiano a squadre a Roma, e in base a questa vicinanza e quindi questa esperienza che ho fatto in giro per l'Italia ho pensato di organizzare questa gara, che ho scoperto poi essere la prima gara nazionale in assoluto mai fatta in Italia per la specialità di disabili intellettivi e relazionali. Hanno partecipato 8 squadre,
2 delle Marche, 4 della Lombardia, dell'Emilia, e quindi un successo notevole, direi pari a un campionato italiano, con atleti di assoluto valore, campioni italiani in carica, e quindi con una soddisfazione di tutte le società partecipanti che ci ha riempito di orgoglio e quindi anche della voglia magari di pensare ad una seconda edizione. Oltretutto la Bocciofila Serenissima ha ricevuto dei complimenti anche da parte delle autorità, il che conferma questo impianto come un impianto di eccellenza per ospitare questo e anche molti altri eventi sempre legati al mondo delle bocce. Sì, in effetti poco fa ci vede in azione l'ascensore che abbiamo fatto installare, che ha installato il Comune di Venezia proprio per le persone in carrozzina, per rendere i campi fruibili a qualsiasi tipo di persona, quindi anche con disabilità, ed è quello che io volevo, avere un impianto per tutti. Le bocce sono uno sport per tutti, giovani, anziani, normodotati o disabili, e quindi così è l'ispirazione con cui sto lavorando, con cui lavoro con una squadra meravigliosa di collaboratori, e con questo spirito pensiamo di andare avanti.